Ultima giornata nel girone B di Serie 2 del calcio a 5 femminile, ultima giornata di campionato, di un campionato che ha visto la prima storica partecipazione del calcio Padova alla Serie 2 di calcio a 5 femminile, così le biancoscudate vogliono chiudere nel migliore dei modi un campionato che le ha viste protagoniste ospitando nella palestra di casa in via Venzone il centro storico Montesilvano, e parte subito bene la formazione di Ercolin con il Padova che quindi si trova in vantaggio dopo appena 46 secondi con questo ottimo sinistro di Jessica Quagliotto che non lascia scampo al portiere. Le abruzzesi però non ci tengono a sfigurare contro il Padova e così dopo appena 2 minuti e 10 dall'inizio del primo tempo trovano il pareggio con Di Giacinto, ma si vede da replay che la sua conclusione dalla distanza è deviata da un avversario che così spiazza imparabilmente il portiere, e invece distratta al 9° minuto la difesa biancoscudata che subisce anche il 2-1 di Colleruori direttamente da una rimessa laterale. Il Padova però riesce ad impattare prima della fine del primo tempo con questo calcio di rigore segnato ancora da Quagliotto, quindi doppietta per lei e si arriva così nel secondo tempo, ma Montesilvano ancora non ci sta e ritrova nuovamente il vantaggio dopo 2 minuti e 49 con Di Giacinto appostata sul secondo palo. È 3-2 per il Montesilvano, ma da lì in poi sarà solo Padova. 4 minuti e 24 fa tutto Maria Elisabetta Pinto che segna così il nuovo pareggio biancoscudato. Molto bella questa azione, se la sposta con la suola e poi il classico tiro di punta del calcio a 5 è 3-3, ma il Padova riesce a recuperare un ottimo pallone, a fuggire in contropiede e c'è la doppietta di Maria Elisabetta Pinto al 5 minuti e 10 del secondo tempo. Il Padova ribalta ancora la sfida, trova il 4-3, ma non è finita qui perché al 15° minuto c'è gloria anche per Elena Mingardi con questo suo tiro non irresistibile. Il portiere però non interviene nella maniera migliore, così c'è gol anche per Elena Mingardi. Finisce 5-3 per il Padova che termina la sua stagione con un grandissimo quarto posto. Non si poteva aspettare francamente di più dalle ragazze di Ercolin che fanno così a festa alla fine della loro prima partecipazione al campionato di Serie 2.